Possiamo dire che in un quarto d'ora sono partiti i sacrifici e il lavoro di un'intera stagione. Sono bastati 15 minuti di grandine per mettere in ginocchio l'agricoltura del territorio. Natura e uomo, mesi e mesi di lavoro congiunto, azzerato in pochi istanti. Mais, soia, frutta e verdura, colture orticole distrutte da chicchi o meglio proiettili di grandine grandi quasi 10 centimetri. C'erano molti prodotti, per esempio angurie, pomodori, meloni, molti prodotti che erano pronti a raccogliere sono stati danneggiati, si risultano invendibili adesso. Tantissime angure distrutte. Facci vedere proprio nel Sì. dettaglio cosa è Ecco, successo. vedete, queste erano proprio mature, queste angurie pronte da raccogliere e quando la grandine ha colpite sono proprio letteralmente scoppiate. Molte hanno, vedete, hanno il crepo, ma queste in 2 o 3 giorni sono invendibili, vanno tutte marce. E quante ce ne sono in queste condizioni? Penso il 70-80% sono tutte così. E se ci spostiamo poco più in là, in altre aziende agricole di Belvedere di Tezze, la situazione non sembra cambiare. Abbiamo perso una bella parte di meloni, angurie, una parte di zucche, zucchine che abbiamo già ieri sera sistemato sottoterra perché purtroppo erano veramente brutte. Queste piante di pomodori sono completamente distrutte. Allora, maggior parte sì, adesso toglieremo il prodotto, quello più bello da vendere, insomma, ma la produzione insomma è compromessa perché ormai è andata. L'unica cosa che è rimasta è stata l'erba, ecco, però sì, dispiace vedere il prodotto che dopo mesi di lavoro va in frantumi in quarto d'ora, 20 minuti. Danni non solo alle colture ma anche alle serre, teli completamente bucati ormai solo da buttare. Per esempio qui si è fatto il doppio buco dei due teli e adesso piove dentro. Se ad esempio avevo sotto i plateau con i seminati mi svuotava tutto. Quanto costerà sostituire il telo? All'inizio è fatica a trovarlo perché in giro ha fatto altri danni. Dunque siamo circa sui 10.000 euro di telo, più manodopera e tutto, saranno grosse cifre. La stagione era da poco che eravamo iniziati, la stagione si è già compromessa.